C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, bentrovati a tutti, grazie per essere con noi. Tra Corso Zanardelli e via Moretto c'è via Felice Cavallotti, che ospita anche il nostro bel teatro sociale. Felice Cavallotti lo conoscete? Vi rinfreschiamo la memoria. È stato un politico, poeta, drammaturgo, giornalista e patriota. Volontario garibaldino in gioventù, politico idealista e appassionato, combatté molte battaglie per la giustizia sociale, oltre che contro la corruzione e il colonialismo della classe dirigente crispina. Fu considerato il capo incontrastato dell'estrema sinistra nel Parlamento dell'Italia liberale pre-giolittiana. L'opera poetica di Cavallotti è considerata più significativa per l'aspetto politico che per la qualità letteraria ed è principalmente di ispirazione civile e sociale. Morì tragicamente a 56 anni. L'empursili dell'ultimo teto. Questo proverbio, insomma, magari poco conosciuto, ma effettivamente molto singolare, particolare e simpatico. E sentiamo un po' i fori imperiali che cosa ci raccontano. Marzia, non è il Colosseo, è il tuo sguardo magnetico, ma tu devi fare l'attrice, tu sei attrice. Guarda che roba, c'è il Colosseo, Roma, l'Italia, e noi siamo qui con lui, guarda che sguardo che è. Ricordo, non me ero accorto del Colosseo, cioè, hai fatto bene a dirmelo. Certo, come guida devo dirti di questo, il Anfiteatro Flavio. Poi che ci dovresti raccontare ancora dell'Anfiteatro Flavio? Certo. Beh, insomma, che se voi foste venuti qua tanto tempo fa avreste capito che il significato di questo meraviglioso monumento non era soltanto legato al gioco, al ludo, ma anche al potere, soprattutto al potere. Marzia, andiamo al ristorante a cena e mi spieghi tutto. Tu fammi imparare un po' il tuo dialetto. L'empursili dell'ultimo teto. È carino questo, eh? Dai, l'empursili dell'ultima teta. Pepa. No, teta. Teta. Cosa hai capito tu, Marzia? Ne abbiamo dato dall'ultima tetta un po' di latte. Chi? Roma, no, non è legato. Tutto sulla storia di Roma. Sì, certo. Vabbè. Andrea, e voi dite Andrea e lui? No, è lei, vero? Ciao. Ciao. E Angelo. Ciao. Da dove? Sì. Da donde? Ah, Asturias. Asturias, Spagna del nord. Sì, del nord di Spagna. Io non lo conosco spagnolo. Vi piace Roma? Venite volentieri? Sí, la verdad que Roma es guapísimo. Yo creo que España un poquito mejor, pero bueno. Però ho strizzato pure l'occhio, è furbo questo, tienilo d'occhio Angelo. L'empursili, sai ripetere sto coso? L'empursili, Andrea, cioè no Andrea, vabbè, proverbio. Ripeti. L'empursili Dell'ultima tetta. Brava, prova tu. L'empursili dell'ultima teta. Potreste essere quasi adottati a Brescia voi, siete bravi. Avete capito qualcosa? C'è una parolina che avete capito? Yo no entiendo nada. No capito. Come si dice maialino in spagnolo? Cerdo. Cerdo. Sí. O gocho, o puerco. Las tres vale. Sempre quello, Codino, rosa, ricciolino. Okay. Grazie, ciao. Chiudiamo insieme l'empursili dell'ultima teta e il maialino dell'ultima mammella. È molto carino questo, cioè il porcellino che si attacca all'ultima mammella è visto come il più sfortunato, quindi traslato sulle persone, e quella persona è un povero diseredato privato della sua parte di fortuna. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.